che le generazioni devono guardare per poter prendere esempio. Si può prendere esempio dai Ramari, una trasmissione ultima di Italia 1. E allora noi ci siamo impegnati a delibere passate in commissione e così del Consiglio. Shakespeare verrà inserito anche in questo albo così come il deputato di Parchi che venne a Messina ieri per il cerimonia della costruzione del terremoto, così come tutti i nostri personaggi da Piazza, Viventa, eccetera, eccetera. E noi vorremmo consegnare poi agli studenti, faremo questo libro, World in Progress, e vorremmo consegnare a tutti gli studenti. Posso aggiungere una cosa, proprio solo una. Ho detto poco fa che più di un terzo, 15 dei 37 drammi sono ambientati in Italia. Nessun dramma di Shakespeare è ambientato in Inghilterra. Forse l'unico dei romani di Windsor, ma è soltanto un incidente più che altro di percorso, ma non è tutto ambientato a Windsor, è ambientato un po' in tutta Europa. Dico, uno scrittore inglese che nasce a Porto, che vive in Inghilterra, non scrive nessuna commedia ambientata nella sua terra di origine, è ambientato. Vi evidenzio subito, la verità. Non è un diritto, vero? Otello, Venezia, Due signori di Verona, altra commedia di Shakespeare, vero? Sogno della notte diventa estate, Milano, il mercante di Venezia, Molto rumore perduta, Messina, la bisberica domanda, ambientata a Padova, misura per misura ancora a Padova, Giulio Cesare a Roma, Antonio e Cleopatra a Messina, nella casa di Sesto Pompeo 36 a.C., il racconto dell'inverno Milano, la tempesta a Milano. Quindi la maggioranza, proprio 15 su 37, sono tutte ambientate in Italia, un motivo ci doveva essere. E poi soprattutto Messina, dico che allora magari l'avevano vissuta come città, nel 1571 partirà la battaglia di Lepanto da Messina, partirà la volta nel 150 galere, ma qui siamo prima del 1571. Cioè, il dubbio di tutti quelli che si sono occupati della messinicità di Shakespeare è stato proprio questo. Che motivo aveva uno scrittore come Shakespeare ad ambientare la commedia a Messina? E perché non a Palermo? E perché non a Catania? E perché non a Siracusa? Poi anche un'altra opera che pare i secondi culti. I secondi culti e i primi culti ci sono dei testi, dei mozzi, delle sentenze, dei proverbi che si ritrovano vari nel Vangelo. Allora in realtà ci sono due, sono due casi. O William Shakespeare, copia Michelangelo Torres con l'Avanza, o Michelangelo Torres con l'Avanza e William Shakespeare. Se no non si spiega altrimenti come tutti questi testi, questi proverbi dei primi e dei secondi culti, si trovano pari, precisi, semplici nella Vangelo. Una domanda. Prego. Questi libelli che erano scritti contro la Chiesa e che dovevano, probabilmente sono andati a rogo la maggior parte. Ne esiste qualcuno? Non si ha traccia? Neanche una copia? Questa attività di Giovanni Fuori, neanche una copia ce n'è in giro. Questo è che vuol dire che esistono per ora ci dovrebbero fare ricerche. Non so se c'è qualche cosa, dico, a quanto risulta al Martino di Guara, a Santi Palatino, anche al professore Enrico Bette, perché la cosa è stata anche portata avanti dall'Università di Palermo. La teoria dell'origine del Sente del Barca è stata avanzata nel 1950, addirittura, dalla cattedra di storia del diritto italiano dell'Università di Palermo, la professore Enrico Betta. Quindi già nel 1950 un docente universitario porta avanti questa tesi della messianicità di Shakespeare. Ma tutti, Santi Palatino, vari studiosi, anche studiosi non di parte, si sono sempre battuti per questa... Anche scrittori contemporanei Sì, ma se si trovasse una di queste copie ci potrebbe aiutare in qualche modo? Perché un'inventiva contro la Chiesa, però la Chiesa non è inventa... Questi sono stati tutti al provo, sono stati bruciati, però dovettero fuggire precipitosamente. È vero che a Stretto Porto Bonavan, Guglielmo Forest, Michelangelo Tosco vanno a prendere l'identità di un cugino che era morto prematuramente ed era il figlio famoso del guantaio o macellaio a Stretto Porto Bonavan. Cioè è assurdo praticamente che un personaggio come William Shakespeare abbia una cultura di diritto, di storia, di filosofia, all'improvviso. Cioè un figlio di un guantaio, per tipo, per carità, ci possono essere di ragazzi così, non fino a quel livello, cioè era assolutamente impossibile costruirsi una cultura di quel tipo, di quel livello, come ce l'aveva appunto William Shakespeare. Quindi dico, sono tutte una serie di eventi, una serie di ipotesi, una serie di indizi, però vedete sempre 3 indizi portano una prova, dico qua ce ne abbiamo 24, se continuiamo ancora e sono tutti attendibili,
bisogna confutare uno per uno, però per confutare bisogna dire che non è così e dimostrare perché non è così. Cerchiamo di dimostrare perché Shakespeare ambienta la commedia a Messina, ma non era messinese, la ambienta a Messina, ma non lo dobbiamo dimostrare perché è Messina. Cosa aveva Messina nel 1570 di tanto importante per aver ambientato una commedia interamente nella città? Con tempi messinesi e ambienti messinesi descritti da una persona che non era mai stata a Messina, perché Shakespeare non c'è mai stato a Messina. Che cosa aveva di importante? Ma questa è una cosa più avanti, Comunque vi consegniamo le delibere, abbiamo consegnato le delibere dove c'è una sintesi del libro, perché chiaramente per chi vuole dilettarsi, vuole citare, c'è questo libro di Martino Iuvara, Shakespeare era italiano, un saggio, che non si è riuscito a trovare nemmeno a Messina. Io sono dovuto andare alla biblioteca nostra regionale, mandare una lettera a Milano, me l'hanno mandato, ho fatto delle copie, l'ho regalato alle biblioteche, l'ho regalato qua, quindi questo libro però si può, come dire, eventualmente vi faccio le copie, dove c'è tutta una bellissima storia sul nostro Shakespeare. Cita anche addirittura opere, tanto ringrazio anche la Puro che nel tempo ci ha raggiunto, e c'è il direttore nostro dell'archivio storico di Messina, anche lì un'altra iniziativa che stiamo portando avanti con altro seminario, che c'è anche la provincia di San Novembre, anche in questo senso per recuperare i nostri pergameni che sono trasferiti lì dove faremo nel 1908, in maniera provvisoria, però poi sono diventati definitivi. Pare che ci sia qualche barlume di speranza che queste pergamene possano tornare a Messina. Dicevo, ultima cosa, che uno scultore contemporaneo di Shakespeare, che si chiama Gabriel Harvey, nel suo libretto il suo comportamento tenuto verso Shakespeare con la frase: deve ringraziare altri per le venne che ha preso in prestito e rubare qualche bravo italiano. Ora non c'è dubbio che sì, ma che ci sia il rapporto tra gli Shakespeare e il Florio ormai è acclarato, perché altri studi che stanno facendo invece su John Florio e il Florio inglese, e addirittura ci dicono che uno dei loro scritti più personetto di Shakespeare, sia poesia che immortalità. Dobbiamo quindi approfondire necessariamente questo rapporto tra il Florio e Shakespeare. Prima di domani due sono o Shakespeare abbiamo avuto il Florio, quindi speriamo, abbiamo avuto notizie che vi consegno che anche il Corriere della Sera vorrà dedicare una pagina per intero a questa vicenda, una pagina culturale. Mi auguro che questo possa servire, sia una lettera che noi abbiamo mandato anche alla regina, ripeto, al Ministero degli Esteri, al Ministero del Beni Culturali, possa servirci a fare luce su questo nuovo ministero. Al centro dell'attenzione della persona europea, perché noi lavoriamo per la nostra città. Benissimo, vi ringrazio per la vostra cortese e per la vostra disponibilità. Grazie a Dio.